Non ci aspettavamo proprio una recrudescenza, diciamo così, dei contagi e chiaramente questo significa che bisogna mantenere alta l'attenzione, i protocolli di sicurezza, ma soprattutto che bisogna davvero per settembre cominciare a ragionare sulla vaccinazione anche dei ragazzi. Se il contagio si è praticamente azzerato tra i docenti con indici vicini allo zero, lo stesso non si può dire tra gli studenti. Sono 700 quelli a casa in questi giorni in quarantena per aver contratto anche fuori dalle aule il Covid. 2 cluster importanti in 2 istituti superiori, 76 classi in quarantena con il contact tracing subito scattato per i familiari. Per la dirigente delle scuole del Veneto, Carmela Palumbo, oggi a Breda di Piave la vaccinazione dei ragazzi diventa imprescindibile per ripartire in sicurezza a settembre, evitando il balletto di presenze e quarantene vissuto in questo ultimo anno. La vaccinazione credo che sia veramente indispensabile quando ci saranno adesso le autorizzazioni per settembre. Rimane, come conferma Palumbo, ancora un punto di domanda su quale offerta formativa la scuola potrà dare agli studenti durante l'estate. Le scuole che stanno aderendo ai bandi aperti dal Ministero ancora non sanno quando né quanto denaro arriverà per pianificare ed assumere. La scuola d'estate dunque per molti istituti superiori non partirà. Le scuole sapranno se e quanto avranno nei primi giorni di giugno, quindi devono attendere ancora un po' per dimensionare anche il loro piano estate. In linea di tendenza vedo che le scuole del primo ciclo, quindi fino alla terza media, stanno organizzando anche molte attività appunto di tipo extracurricolare, quindi ludico, ricreativo, di recupero della socialità nel periodo anche di luglio, mentre le scuole superiori si stanno orientando di più verso settembre